Abbiamo pagina adesso e parliamo anche delle politiche, politiche appunto recenti. L'onorevole Martella ribadisce che Grillo e i suoi parlamentari non sono coerenti l'uno con l'altro. Sentiamo. Grillo ha detto no ad un rifacimento a quello che sta succedendo dunque in Sicilia, quindi a un governissimo anche con l'appoggio dei grillini. Per quanto concerne appunto il governo nazionale non sarà così. Guardi, io ieri ho partecipato ad una trasmissione, c'era un esponente del Movimento 5 Stelle che invece era tutto, come dire, disponibile ad un confronto, quindi credo che ci sia un problema poi anche tra Grillo e i parlamentari che sono stati eletti. È evidente che c'è questo e quindi andremo in Parlamento a verificare quali sono le reali condizioni e lì che cosa verrà detto. Voglio vedere se noi diciamo al Movimento 5 Stelle facciamo una legge per ridurre il numero di parlamentari, se viene detto di no, oppure se facciamo una proposta di legge per dare un reddito minimo di garantito a chi perde il lavoro, se viene detto di no. È chiaro che prima bisogna fare un governo, ma un governo che si ponga questi obiettivi, che duri il tempo necessario per rifare la legge elettorale, mi parrebbe una scelta giusta. E noi ci rivolgeremo alle intere forze parlamentari e lì poi vedremo cosa succede. Secondo lei Grillo sta cercando di alzare la posta? Grillo evidentemente è riuscito nel corso di queste elezioni a fare un'operazione che a noi non è riuscita, cioè è riuscito ad attrarre il senso dell'antipolitica e che poggia sulle difficoltà della gente, sulla rabbia e sulla disperazione. Però poi a questa funzione che ha svolto va data un tipo di risposta. Noi avevamo tentato di darla già in campagna elettorale, un programma fatto di serietà e molto preciso per uscire da questa crisi. Decidere di alzare la posta, non so se Grillo decide di alzare la posta, quello che è certo è che vuole continuare in una spinta antisistema e non in una spinta che possa portare anche dei programmi positivi, come sono contenuti in alcune cose che dice, per riformare la politica, le istituzioni e dare un governo al Paese.